Sarà difficile vivere questi giorni e i futuri giorni senza Gianmarco ed Emanuela, ma sappiamo pur nel dolore e nella fatica di stare dentro l'esperienza della morte che ora vivono nel Signore e ci sono ancora vicini. La comunità cristiana e quella civile si stringe in preghiera nel Duomo di Montebelluna attorno alla famiglia di Gianmarco Gallina ed Emanuela Piran, i due giovani scomparsi tragicamente lo scorso 3 luglio, inghiottiti dalla regina delle Dolomiti, la Marmolada, che tanto amavano ma che a volte può tradire. Questa mattina è stata celebrata la Santa Messa in suffragio delle 2 giovani vittime, entrambi 36enni, in presenza di Don Domenico, parroco di Guarda, paese originario della famiglia di Gianmarco Gallina, del bassanese Don Andrea e del parroco di Montebelluna, Don Antonio Genovese, che ha invitato i fedeli a porgere il loro affetto alle 2 famiglie distrutte dal dolore. Ma la morte, come afferma Don Genovese, è un passaggio che ci deve preparare ad intraprendere un nuovo cammino e andare avanti. Il loro sogno di vivere in mezzo alla natura, a vivere la bellezza che non ha confronti nella vita di montagna, ascoltando la voce del creato. E lo vivranno. In moltissimi hanno voluto salutare entrambe le famiglie dei giovani, a partire dai sindaci di Montebelluna e Bassano del Grappa, ai semplici conoscenti di Gianmarco ed Emanuela, chi ha avuto la fortuna di poter passare dei momenti insieme alla coppia, ma anche le associazioni locali, le organizzazioni politiche e sportive hanno voluto esprimere la loro partecipazione al lutto. E proprio in occasione della Santa Messa è stato proclamato lutto cittadino sia a Montebelluna che a Bassano del Grappa. La valanga che ha travolto questi giovani e gli altri amici sia una forza non più di morte, ma di bene. Non più di morte, ma di bene. A noi che siamo qui, il compito è non dimenticare troppo in fretta le tragedie e il dolore, ma che diventino impegno per tutti al cambiamento e alla responsabilità.